La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della regione siciliana Renato Schifani ha giudicato l'appalto per la messa in sicurezza del costone roccioso di Contrada Bonifacio nel versante ovest del centro abitato di Montallegro, nell'Agrigentino. Abbiamo mantenuto l'impegno preso nel dicembre dello scorso anno con la comunità di Montallegro, ha dichiarato il presidente Schifani, mettendo in esecuzione un intervento che restituirà la piena sicurezza di un'intera area. Sarà il Consorzio Stabile Creo di Roma a eseguire lavori in ragione di un ribasso del 33,1% per un importo di poco inferiore a 1,2 milioni di euro, nonostante negli ultimi 10 anni gli episodi di caduta massi della parete rocciosa di Contrada Bonifacio, la forte rapidità del pendio unitamente a un elevato livello di fratturazione della roccia ha favorito il distacco di grossi blocchi, creando una situazione di pericolo nelle vie sottostanti, la via Calvario, la via Bonifacio e la strada statale 115, ma anche per i plessi scolastici attigui per una serie di edifici. Tra le soluzioni tecniche previste dal progetto e che sono finalizzate a una stabilizzazione del versante, il disgaggio e la rimozione degli elementi rocciosi instabili con l'imbracatura e il blocco dei massi pericolanti, ma anche una pulizia generale del costone. Si procederà quindi con la collocazione di reti paramassi metalliche a doppia torsione con maglie di tipo esagonale abbinate ai pannelli in fune di acciaio zincato e a barre metalliche.